Questa vaia è fatta con s'aggiudu della Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei della Regione 22 de su 2018. Bene agattadas e bene agattausu a un atto più de poca voci. Sa trasmissione in lingua sarda e a tra linguas de Sardinna che vuole di donare voci a chi ni di scioperau de bifi, traballai e frincai in Sardinna. Questa gita transeusu in un luogo in su coro de sa Sardinna, e noi su tempus si misura da in millenasa e saperda non est fetti materia, ma cannottu, memoria. Dinanta isperdasa, in scustroiasa de su sarcidanu de Gregei, logu de serrasa e amutaturasa, una banda casseta su Campidanu e a s'altra a Sabra Pace. Isperdasa est un progetto culturale, un laboratorio che bividi, un atto de vedi, una civiltà di che si fa ancora spantai. Sa storia comincia da con due fratisi, Claudio e Simone Ollanu. Funti cresciusu in noi, appustisi commenti medas atru sardusu, anti de più stesiai. Poi commente pagusu, funti dorrausu, antipicaus sa terra, cussa sperdasa, cussu logo, cabetti di ancora i sinusu de chini tua di bifiu 3000 annu faidi, e impari anti fabbricau calcancuna cosa cagaste da pari, passau e venidori. Su nomini cantisce però nara da tutto. Isperdasa, poi tradotto in questo luogo nasci da Saperda e a Saperda torrata. In noi nasce su progetto prusu ambizioso de Isperdasa, forse si uno dei prusu altri viusu che ha mai concordau in su campo dell'archeologia sperimentale in Sardegna. I frati Ollanu hanno incominciato la fabbricazione di un nuragi, non s'arrangio di uno che due stigiai, non una fabbricazione di scala. Un nuragi evolviu, trilobau, concordau de nou a Murubullu, con in manus e isainasa de 3000 annu faidi. Un cantieri amparau con un bandugal cadi già attraisce attenzioni de imprenta internazionali e de delegazioni de studiosi de tutto su Mediterraneo. S'intenzioni esti simpli, fabbricai, poi comprendi. In sottopio de oggi si incolleusu a intro di questo progetto spantoso e usu a fuedai finzasa de isperdasa fittasa, isperdasa cravadasa, in menir sardusu. E poi duesti sa vita vittiana di questo luogo, sa cucina del sagriturismo, con is cosas de papai tipicasa e su pani de sa tradizioni, is pastillatasa a cuaddu, i gerronatasa con is pastorisi, sa spa incasciata in isarroccasa. Isperdasa esti tutto gusto, tutto paresi, un'esperienza completa che uni di gallania, attastu, antico, storia e cultura. Tutto parte di Isperdas, tutto parte di questa scuderia che ha fatto Babbo negli anni 90, noi che ho piccioccheddu e ha giudicato a fare quest'opera, poi questa passione via da ormai condivisa. Però a mano si è una struttura ICI, e noi dobbiamo andare fuori, dobbiamo studiare, dobbiamo lavorare, e davvero lavorare su terra, non fai più, a tempo di ora non fai più. E quindi ho tentato come dire, mentalità imprenditoriali denai in terra nostra, in domo nostra, andavo a fare un'attività di convertire cosa che via da una strada poco arduo su buoni mari in agriturismo, che poi in realtà fendi ora devo dire tu da bisi in maniera diversa, magari stimolato di altri luoghi, vendi viaggi,
non fetti vivendi fuori da Sardegna, ma fendi viaggi su vince in altro luogo, su nasa, ma te ne sono su de bruspago dei satros, forse te ne sono meta dei brus, ma ho di fatto conoscere. Salendo serve da agriturismo. Ponoso ita esti sicuramente io decido di cibivi in questo luogo. Esti su trabalho cosa nostra. Esti un luogo che si accompagna, del commenti che sia da 9 persone, ma più persone, si tornano. Quando noi pensiamo di fare qualcosa, sceso che c'è un luogo di sperdas, accanto potevo organizzare un convegno, accanto potevo insomma fare ristorazione per questa gente chiedi che tipo mancare un pranzo, a cena, oppure chi conosce perché è meglio sul luogo, quanto parla croccare, due altri servizi, due questa piscina, due questa spa, poi è un Augusto. Poi quando uno viaggia, tutti pago questi viaggiatori, questi avventurieri, che si pongono tutto d'accordo e hanno in faccia del suo mondo e ha tanta gente che usa culo, l'esperienza straordinaria, ma la maggior parte di questa gente ha bisogno di servizi. Quindi noi vogliamo a culli far diventare questa scuderia che è incarrerato a costruire Babbo Nostro, da far diventare un luogo accanto a culli gente. Quindi esperto se questo luogo accanto a culli gente, fare attività culturali, però tenere la sensibilità di pure, perché non tutti hanno i propri interessi. Magari uno è interessato a scoprire questa storia, fare scampagnate, altra gente è semplicemente ha bisogno di questa vita di si rilassare, quindi su cose di si rilassare da gatta da parlando tutto in piscina, che se vai nuda, tra virgolette, che noi non fai nuda, sti oziare. Quindi non sono io a volte in cui ora si castigliano in questo luogo, così funti a paziente, rigenerando, quindi è questo luogo accanto a questa ambizione, questa gente che sti bene, Chi si prime di un attimo. chi non dispiace come che sia da in dommi solo, ma in un altro luogo accanto a istinti bene. Io sono carrerato, cioè questi picciocchetti e tutto, a fare questa scuderia dei guardos. Che noi ci via da una sorta di omevalla, in questa parte. E poi a sodicatura tutta questa sfentata che biesi in noi, faccia sassoi, in cui diventa i box dei squadri. E poi via da domo, che narrava del suo custodi, però io adesso del suo castiatore, e in cui i picciocchetti noi che siamo dentro fetti fantasia, ma dentro un grande devono in gioco tutta questa questione. E si sono scattato che io sono carrerato a portare perda, manetta, sempre. Ho fatto cose bonifiche in cose del Reus, è stata una possibilità di poter fare questa che saspavo, vai in massaggio e tutto, e poi poi che incarerai a collocare questa sperda se no di BS, che si diventa pure. No. Poi è stata fatta una specie di varatura, che si può una varatura, per quanto riguarda i domus del figlio mio che ho fatto qualcosa, poi noi in Sammassarda, e tanto ho fatto questo ragionamento, di una ovvietà lui, quindi via questa domus d'inguni, e a spiccioccare esatto due frati, desiderano su locali esistenti con sa terra, e di hanno aggiunto fatto questo accordicello, spicciocchello. Infatti poi ti devi domandare a spicciocchello quando è su tu. No, dopo una devi domandare a altri figli, perché effettivamente sei tutti uguali. Giustamente è una specie di accordo che si è fatto e di ho portato a termine questa situazione. No, anda bene, tanto che anda bene, siamo d'accordo. Vai grasi, la maggior parte con il figlio mio Claudio, ci si è riuscito a realizzare questa buona parte di questa struttura.
pensa all'ompia, fai scammera, cravitura e tutto là. E ha ponato il suo contributo che poteva una aiuta, che mi intendia in forma. Poi so che di camera, ci passa. A proprio. Pensa a quando, dopo che da Daniauso già è posta, o certo, cioè, già in grado di essere formata tutta questa struttura, devo via ancora lavorando in ufficio con l'allocamento. E mi ha accattato a dire come ti sono rientrato, che devo via da America e montare dei servizi. E mi si è accattato che non c'è acqua verde. E mi si è emozionato pure. La giustizia, man, ci può andare sulla verde di Enci che stiano avendo già dei 2 ettari di terra, nel posto là. Questa missione che abbiamo con l'agriturismo è cercare di valorizzare il prodotto cosa nostra. Noi soprattutto, ma insomma, come ogni ilha della Sardegna, si difende con questa tradizione di pasta, di scorgioni, di minestra, minestroni, di sollo, subino, tutte cose che noi ormai facciamo una sorta di cercare di fare tante pubblicità, ma semplicemente una cosa semplice. Non si può inventare nulla. Il bello di questa terra che teniamo è che in ogni stagione ti manca anche qualcosa. Questa stagione del susparao, del susparao, del sugardo, della cicoria, della soria. Insomma, due di metà srevas che uno entra da vincere in questo mondo, che poi è questo mondo che si collega con il suo passato. In cui pure c'è la questa curiosità e questo pure fa parte di questo percorso di studio, di ricerca e tutto quanto, può proporre anche qualcosa che non ragatta se non è luogo. Ponai, non so, sapezza, valorizzare su sapezza ebrei, San Giovanni, su tempo, su sagrato, tutto animali si allevavano su noi, i sconilli, i sprocelli. Dopo un carriera a lavorare noi nel 2019, partendo da zero, e passo passo io sono carrierato a fare bei gente, usando questa cucina nostra con piatti del suo territorio, tipo sabrevei a saromatica, sabrevei con cadro, con cureo d'esatto, con San Giovanni cancioffa, con coniglio del domo, con faraona del domo, pesata adesso l'ore nostro, usando tutti i prodotti su cosa nostra, portati a cucina e lo pago trasformato. Questa cucina nostra salumo su fonte nel suo territorio, usiamo 4-5 tipi di gas differenti che fonte, sono fonte da noi, fonte da su vicino, così comprende. Alle prime su noi facciamo su meta scrogioni di menta e patata, scrogioni del rescotto, savregua sadra, usato su bio nostro, i sangioni nostri, ripeto, sabrevei. Facciamo su pago tutto dei trucci, delle scolazioni, addirittura poi fai la trutta salata, poi scolazione su sergicoia, su cadre esatto, la cancioffa e tutto si può offrire sorto cosa nostra, tipo patata, pedringiano, zucchina, fasolletto, addirittura stringhi e me vuoi pure, quando fate una tabella sono predisposto a fare tutte queste cose. Noi abbiamo lanciato questo territorio, questa cucina, penso che stiamo andando in meta bene, l'azienda è contenta, l'azienda corrisponde a questi valori che vogliamo tirare fuori del suo territorio e quindi stiamo cercando di valorizzare il più possibile.
connotto e toccavo isperdasa si innanti in gorto in du cammino, in du percorso che da se seguiasa e santi in gorto poi ad avanzare questa intuizione di poter costruire un urage. Io sono immaginato di poter sviluppare una struttura ricettiva, però non fi affetti un po' al ragionamento di ospitalità fine a se stessa, no? Ma voglio adesso anche cosa in pruso e quindi su contatto con Saverda di ingorto a comprendi e a si connette perché lo debruso con sa storia e quindi con sa nostra civiltà e quindi le domande che si ho fatto su Vianta Medas e Saverda è sempre stata sa via maestra e quindi in questa intuizione poi hanno costruire in quest'epoca di oggi un urage. De Duvai, de capo, proprio de Sincarrero, poi è una cosa affascinante, vinza se a Duvai. E non fate affascinante a Duvai, ma poi Duvai a comprendi e Duvai arribai in questa parte del mondo. Poi riuscivo tutto, sa parte di questo che è sul mondo digitale, in grado di si fare connetti con il mondo in tempo reale, no? Costruire un uraghi oggi, nel tempo di oggi, significa da sopra come può essere questo intanto di lubire fatte finito, perché non esiste in tutto questo su 7, 8, 10.000 uraghi che lui funti in Sardegna, finza se questa visione che tieni che tu vuoi conoscere su un uraghi non lo vedi un po' intero, lo vedi posso che varrà, quindi di tu puoi tornare a viri a noi inteso come opera finia di oda sul lustro che merita e quindi puoi pone in luce veramente questa straordinarietà di questa architettura fatta 4.000 anni fa, perché poi questa sfida o comunque si interessa perché se sfida è stata fai con il metodo di 4.000 anni fa, quindi attraverso su che oggi si nata archeologia sperimentale, perché è una parte che manca, che potesse di aiuto in questa archeologia tradizionale e quindi in questo senso costruire un uraghi oggi e lo costruire noi, perché noi nasce idea e noi sono ideatori ma soprattutto custodi in questo senso e finché poi vai in luce, può aiutare a tutti i altri che vanno cercando di divulgare questo simbolo di Sardegna, di civiltà di Sarda a sul mondo. Quando io moricavo perda, finché se 8 tonnellate, 4 tonnellate, ancora abbiamo venduti a spostare da parte a Satra, che cioè fatti confusi con gente, non da pesare strantaccia. Non funti cose che è difficile finché da spiegare, però le emozioni che li gesta in faccia a sta gente viene fuori di conto. Cioè, dubbia che abbia qualcosa che ti piace toccare in intro. Poi non è tutto, ma da contare è un conto. Ma quando si traballando è tutta un'altra cosa. Se si raggiungi il livello di concentrazione che quando una cosa è sapere che ti donate, è sapere che la questione poi veramente ti scatta qualcosa intro che vibra. E quindi su devo offrire questa sperimentazione a tutti e sti proprio poi certe cose non ti voglio provare. In questo senso sono convinto, mentre era Claudio, che quando ci potevano essere obiezioni, perché noi ho cominciato a sviluppare questa idea nel 2013, dopo che ho strumentato, si rende esperta, se poteva avuto esperta, che si Antonio Savia. Noi la seguiamo, grazie a essa c'è stata una connessione straordinaria con gente che non io non mai immaginato,
soprattutto gente bella, gente ma de artigiano che non tedi magari cultura a esprimersi intellettuali sì, a livello regionale, nazionale, perché io quando andavo a bussare sport sul ministero, naturalmente essa regione. Io comprendo già da subito che questo progetto di Sonuraci, invece che può costruire sperdas, dobbiamo cercare di coinvolgere più gente possibile, perché questo progetto è tipo così scienziato, ma che deve tenere una base importante per questo. Però è un progetto per la gente, e soprattutto è una proposta concreta per cercare di valorizzare, perché probabilmente sul fatto che ci sia da 10 metri a che non è facile a porre in atto azioni per valorizzare. Questa è un pacchetto sacata grosso, come si perde tutto, però ogni volta che proviamo a ragionare in pezzo delle obiezioni, se ho fatto mille domande, se ne ho fatto, e ho ascoltato manos e piticos, gente de Sardegna e fuori di Sardegna, e ogni volta torna tutto e cercare pure di trasmettere non è facile, è fatto e ora cercare di dove impari. Non fa si rendi conto che uno non lo vede e lo vive e lo prova a fare. E sono sicuro che poi sanare vince con qualche malattia di stress o altre cose, perché a toccare sperdas non era in maniera genuina, perché Dio vince in qualche modo passato, sperimentato, perché poi tendi a sentire pensamenti che ti portano a rischiare le attività, a scommettere in interno e il pensamento punto in mezzo, perché non so, io scommetto tutto, ma non è sta scommessa, è una missione, è una certezza. E quindi quando da gatta solo, e noi siamo stati su anni, su solo, pariamo su vince, ma non donavo un rimpianto, perché poi siete a vincere la forza. Trattavo del Marco, su queste gente che contano te sconto, però fatto, chi dovrà sta passare noi abbia sta opera fatta, e quindi a seguire a fare e a costruire a bello santonao credibilità. E poi contavo su ponai accordi non fatti con le università di Sardasa, ma a livello nazionale, a livello internazionale. Io ho organizzato il primo convegno a novembre 2023, un convegno internazionale, architettura di pietra, in cui io in qualche modo posto una verda in cui ora adesso sul progetto tarao finza se soprattutto anche da un punto di vista scientifico, potrebbe essere anche questo pure. Quindi di questa dimensione del progetto ideato in modo privato, io comprendo che questa portata via talmente in manna e spropositata che deve essere un progetto di comunità, deve essere un progetto che accosta e attira persone che come a noi credenti in suo sviluppo della Sardegna in tutta la civiltà e storia millenaria di te. Per conto cosa mia non da comprendere nulla, perché non ci deve entrare, si deve denai, ma è tanta voglia fare questo, perché adesso valutare bene con l'idea che antidentro, perché sia da Claudio come di operatori che ha imparato, pur cambiando mestieri di Naugudo che ha studiato e ha lavorato in banca, ha lavorato in vari luoghi, è stato in Finlandia, ha imparato di belle non sia a guidare un camion che a guidare i cavatori. Infatti io addirittura tutti questi giochetti di questa perda che mi posta sono a Suvessatra. A un certo punto
cioè come ti regionalmente ti narà a metà porta o Claudio, o che savasi a papà, ma non può mi può essere pure che altro. E dopo mi fai per piacere e mi poni 50 euro su me sul cavatori e impara ad utilizzare. Finché saccando, certo, a parte che un genioso pure, ha fatto sì che tutte le cose siano andate bene e di questa gambarata, a parte che non si abbia mancanima, questo specialmente sul periodo noi si sono tempo meta, traballando noi, che a figlio mio di narà ora, cioè, devo dire, pare che c'è passata questa decadia, come ti narrata prima, che questa decadia è stata una malattia infestante, no? Perché non si abbia d'anima, una verda di 30-40 kg su fiato quella problematica da donne, che scusso dolori di schiena, poi in dienti un abbigliamento che non si vede nulla e si invide di traballare. E dieci, io ho fatto tutto questo traballo, finché a completare tutta questa situazione. Poi Simone è stato un bravo, cioè, finanziatore, nel senso che esso, pure che non fece traballando, ha contribuito con suo frati, sia per dinare, non per donare valori a ciò che faceva suo frati, però acquistando ancora di terra, che andate a acquistare il lato puro, però comunque contribuiva a aumentare questa azienda, perché tenia questa possibilità di non solo commenti dei familiari, però si contribuiva a aiutare, inoltre a suo lavoro, o perché comunque anche perché Franco che teniamo allogato pure, allogato, comunque perché Franco che teniamo. E ripeto, questa è stata una cosa bellissima, perché tra frati si può comprendere a pari e anche si interessa sia a chi finanziata, come Simone e noi altri, come familiari, sia a suo lavoro che veniva quantificato un po' Claudio, in una maniera non di queste andarine denari, ma dato che non si è fatto nulla, no, assolutamente. Veniva qualificato come una persona che veramente traballava. E ha traballato. E poi si sono entrato anche a fare questo che via da tutto il stabilimento dei suoi locali, è stato i 78 artefici con anche consiglio, che poteva dare consiglio, finché di Simone, perché a metà volta si riusciva tra frati, no, è che ma a me mi da piace 10, e no, devo preferire di fare 10, comunque se ti comprendi a pari e si hanno un'idea tutti ad uso. E 10 è andata a finire che antirealizzato, con suo coraggio e s'amore. Quando scesi da accanto di ti confronti con quest'altro puro, pare che ti arrennesci meglio sul confronto puro. E soprattutto a cercare di fare impresa pure, di tenere una sensibilità di questa cultura, perché noi penso che no, cioè, questa impresa esclude questa cultura. E noi in Sardegna siamo cercare di dare in ogni luogo, in ogni circostanza, con ogni attività, cercando di una vacanza, cercando proprio di esagerare come ti senti imparare a fare, cioè a lasciare al rasto. E spero in Sardegna, quando si questiona te perdas in sul mondo, cioè te penso a terra, chi nasce bene, nasce in questo mare fortunato sul Mediterraneo, ma che in Mosia, insomma, un paghetto tribolato di tutte queste guerre, cose che stanno succedendo, però poco sicuro un progetto di questa portata io da poi tornare a porre
in suo centro sa cultura. È importante in me, che alcuni hanno che non si parla di cultura, probabilmente poi non è facile. È una bella cosa, è poetica, però poi c'ho tanti idee e proposte. No, sono su progetto sonoraci pure non potessi chissà che, però un tentativo convinto è di dimostrare non è tutto, poi sardo prima di tutto, ma possa gente di tutto sul mondo che partendo con delle eredità importanti si possono fare cose straordinarie. E la reso che è una missione, quindi sì. cambia da questa prospettiva di un'idea che poteva essere un'idea di portata privata, poi non per macchimene, ma per lasciare un segno, e forse se può lo può lasciare a figli nostri. Per questo più puro e uso accabato. Grazie a voi seguiu, si torrà su apiri, sa cita chieniti, quando non venuto poco a poco. Che sono teri se lesi segnalai eventi, su fatti, su acontessi, su digni, su dessi contausu, scrivesi una lettera a suggiassu.pocapoci.tv gmail.com. Uitasi usi noi, plus che tutto, intendi sapogi da vosatros.